L'assoluzione di Silvio Berlusconi nel processo Ruby-Ter apre un forte dibattito sul tema della giustizia e rilancia la proposta del partito di Forza Italia che chiede l'istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta sull'uso politico della magistratura. La richiesta naturalmente solleva proteste durante il dibattito in aula dopo le dichiarazioni di Cattaneo, che ha dato la notizia ed immediatamente dai banchi dell'opposizione, con in testa il Movimento 5 Stelle, ma anche il partito della Meloni, che definisce l'istituzione della commissione una boutade. Forza Italia chiede la immediata calendarizzazione della proposta di legge sull'istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sull'uso politico della magistratura per fare chiarezza su 25 anni di lotte giudiziarie usate come arma di scontro politico. Silvio Berlusconi è stato assolto dall'accusa di corruzione in atti giudiziari nel processo milanese sul caso Ruby-Ter. Oltre a Berlusconi, le assoluzioni, sempre con la formula perché il fatto non sussiste, hanno riguardato le 20 giovani ex ospiti delle serate di Arcore. Una delle cause che ha pesato è l'ordinanza emessa dai giudici nel novembre 2021 che dichiara inutilizzabili i verbali di almeno 18 giovani resi nei processi Ruby perché, secondo il Tribunale, andavano già indagate dal marzo 2012. La reazione di Berlusconi è stata naturalmente di sollievo. Sono stato finalmente assolto dopo più di 11 anni di sofferenze, di fango e di danni politici incalcolabili, perché ho avuto la fortuna di essere giudicato da magistrati che hanno saputo mantenersi indipendenti, imparziali e corretti di fronte alle accuse infondate che mi erano state rivolte. A bocciare la commissione d'inchiesta nell'opposizione è il partito dei 5 Stelle. La richiesta di una commissione d'inchiesta sull'uso politico della magistratura è pericolosa e puzza lontano un miglio di una resa dei conti verso la magistratura.